Rimarrà di competenza del Tribunale di Treviso il processo a carico dell'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli, di nuovo presente in aula questa mattina come unico imputato per rispondere di ostacolo alla vigilanza, falso in prospetto e aggiotaggio. Il collegio presieduto da Umberto Donà ha respinto l'istanza della difesa. È andata come speravamo, è andata come secondo noi peraltro diritto vuole, nel senso che sono state ritenute infondate le pur persuasive eccezioni che ha sollevato la difesa, sia per quanto riguarda il trasferimento del processo a Trento, sia per quanto riguarda le altre nullità che sosteneva essere intervenute nell'udienza preliminare, e dunque andiamo avanti con il processo. Ce lo aspettavamo, eravamo convinti che il processo si doveva celebrare qui, il Tribunale ha motivato molto bene e quindi adesso siamo in attesa di verificare quali saranno i provvedimenti sulle istanze istruttorie e poi siamo pronti a partire sentendo i testimoni. Oltre 200 i testimoni proposti complessivamente da accusa e difesa. I legali di Consoli hanno ipotizzato di far ascoltare personaggi del calibro di Matteo Renzi, allora presidente del Consiglio, o Ignazio Visco in qualità di governatore della Banca d'Italia, ma i giudici, che per 3 ore hanno esaminato il lungo elenco di nomi, non li hanno accolti. Il Tribunale ha inoltre escluso Intesa San Paolo da responsabilità civili. Non ammesse anche oltre 300 parti civili, in pratica i risparmiatori che nel 2017 transarono con la banca ottenendo il risarcimento del 15% del valore perso. Sulle parti civili noi avevamo espresso una valutazione diversa, chiaramente dispiace per chi è stato escluso. Rimane comunque nel processo un'importante rappresentanza di risparmiatori. Avremmo sperato, dico francamente, di poter essere ammessi anche, che le parti civili fossero ammesse anche per il reato di ostacolo, oltre che per il reato di aggiotaggio di falso in prospetto, però siamo soddisfatti.